Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Serra, il talk show su social. Parliamo oggi di politica. Lo facciamo in compagnia, consueto appuntamento mensile, con Andrea Frailis, deputato del Partito Democratico. Ciao, buonasera Andrea, grazie. Buonasera Fabrizio, buonasera a tutti coloro che ci ascoltano. Allora, ci siamo lasciati un mese fa e quindi partiamo dalla fine della puntata scorsa per riallacciarci un po' all'argomento di oggi, del primo degli argomenti di oggi, riferito alla questione insularità in Costituzione. Un mese fa, diciamo poco più di un mese fa, è stato approvato al Senato il primo passaggio a Palazzo Madama per l'inserimento del principio di insularità in Costituzione per le isole maggiori, quindi parliamo di Sardegna e Sicilia, e adesso ovviamente arriva alla Camera dei Deputati. In questi giorni, basti pensare a venerdì scorso, ad esempio, il presidente della Camera, Fico, intervenendo in Consiglio regionale Sardegna per l'occasione dei 150 anni di Grazia Deledda, ha detto: sono fiducioso, sarà un passaggio, diciamo così, necessario, ma sicuramente veloce. Ecco, che sensazioni hai? Anche perché il tempo stringe, ricordiamoci che c'è una scadenza. Sì, assolutamente. Ovviamente ha parlato a nome nostro il presidente Fico e non vedo motivi per in qualche modo avere ostacoli su questo percorso, anche perché c'è l'intesa fra tutte le forze politiche, quelle forze politiche che hanno contribuito all'approvazione in Senato e quelle forze politiche che avevano contribuito alla raccolta di firme sul territorio regionale. Quindi non c'è alcun problema per l'approvazione prima in commissione, perché sapete tutti che quando ci sono delle modifiche costituzionali c'è bisogno della doppia lettura nei due rami del Parlamento, Sanità e Camera. Se anche uno dei due rami apporta delle lievi modifiche, bisogna poi far approvare queste brevi modifiche o piccole modifiche anche nell'altro ramo del Parlamento. Ma non c'è nessun problema né in commissione né in aula, quindi io penso che l'inserimento, il reinserimento, lo ricordiamo, perché l'insularità in Costituzione esisteva già, poi la modifica del titolo quinto ha un po' scompaginato i programmi. Dico, il reinserimento dell'insularità in Costituzione non può e non avrà nessun problema da parte del Parlamento. Piuttosto occorre cominciare a pensare che cosa fare all'indomani del Certo. reinserimento del principio di insularità in Costituzione, quindi come rendere operativa questo reinserimento, come far valere a favore dei sardi e dei siciliani questo reinserimento, ma quello è un problema del domani, ma insomma anche da questo punto di vista ci si sta già preparando. Ad esempio noi del Partito Democratico stiamo già preparando le carte, diciamo così, perché questo diventi operativo. Dalle buone notizie alle notizie un po' contrastanti. Il 16 dicembre è previsto uno sciopero generale, quindi tutta Italia e nazionale, ad opera di due sigle sindacali, che sono la CGIL e la UISL. La CISL si è un po' defilata. Allora ti chiedo, ovviamente a beneficio di chi ci segue, quali motivi e qual è il punto di vista anche ovviamente da parte del Partito Democratico. Ma io penso, io personalmente, ma anche altri colleghi del Partito Democratico, non ci aspettavamo questo sciopero generale da parte di CGIL e UIL, pur nel pieno rispetto delle prerogative del sindacato e nel pieno rispetto della funzione che ha il sindacato. Io non credo, conoscendo bene molti sindacalisti CGIL e UIL, che questa decisione sia stata presa a cuor leggero. È una decisione sicuramente importante, che segna anche un nuovo momento di distanza fra le confederazioni sindacali. Come giustamente tu hai ricordato, la CISL non ha aderito a questa decisione. Quindi non può essere presa a cuor leggero. Tutto considerato, però io penso che questo non fosse e non sia il momento per uno sciopero generale. Il governo Draghi sta operando nel bene di tutti, insomma tutti hanno sotto gli occhi il lavoro del governo Draghi. Non più tardi di 2 giorni fa, il presidente del Fondo Monetario Internazionale ha fatto i complimenti al governo Draghi per come sta affrontando, sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista economico, la pandemia. Quindi insomma non penso che questo fosse il momento opportuno.
Tutto ciò considerato, io penso che ci siano ancora degli spazi importanti per la mediazione e confido che in extremis, in zona Cesarini, come dicono coloro che si occupano di calcio, si possa trovare un'intesa affinché lo sciopero generale possa essere evitato. Tu hai parlato di questione sanitaria, ecco, l'altro argomento che tocchiamo stasera con te è proprio l'argomento sanitario, perché abbiamo notizie contrastanti, nel senso aumentano i contagi, però le persone che si stanno vaccinando, anche coloro che erano prima scettiche, quindi con la prima dose, sono aumentate. C'è un problema, parlo in generale, non certo solamente della Sardegna, ci sono, diciamo, situazioni ancora un po' a macchia di leopardo, alcune regioni che addirittura si aggingono a diventare zona zona gialla, quindi già un bianco rafforzato, non è il caso della Sardegna per fortuna, dosi o comunque farmaci che mancano, ad esempio in Sardegna fino all'altro giorno mancavano Pfizer e quindi se ci si è dovuti arrangiare, passatemi questo termine, con il vaccino Moderna, ecco, anche qui cercare di trovare come posso dire, un filo unitario non è facile, e da un punto di vista organizzativo, ma anche da un punto di vista proprio sanitario. Sì, tu hai ragione Fabrizio, la situazione è un po' differenziata da regione a regione, però anche in questo caso il governo credo che abbia seguito la giusta direzione, la giusta strada. È notizia di qualche giorno fa dell'arrivo da parte dell'acquisto da parte dell'Italia di ulteriori milioni di dosi di vaccino Pfizer. E il vaccino, tra l'altro, che ho fatto io, ho fatto la terza dose, nell'occasione ho fatto contemporaneamente anche il vaccino anti-influenzale, quindi consiglio ancora a tutti di vaccinarsi, perché insomma questa è l'unica strada per tornare in qualche modo alla normalità. Piccolissima annotazione. Chi dice di non volersi vaccinare per tornare a una vita normale, io rispondo non tornerà mai a una vita normale se non si vaccinerà, né lui né purtroppo chi gli sta vicino. Ancora un'ulteriore annotazione, ribadisco ancora quella che è la mia posizione: obbligo vaccinale per tutti, obbligo vaccinale per tutti. Noi usciremo dal tunnel della pandemia soltanto se seguiremo la strada che ad esempio ha seguito nell'ultima fase di questa pandemia l'Austria, con un obbligo vaccinale che insomma che in qualche modo restituisca responsabilità ai cittadini e soprattutto tranquillità. Detto questo, proseguo nel mio discorso. Il governo ha fatto quello che doveva fare, d'altra parte in questa occasione dobbiamo sottolinearlo con la piena collaborazione di tutte le regioni, quindi insomma credo che da questo punto di vista si sia guadagnata l'Italia ancora la stima e la considerazione di tutto il mondo. Non è un caso, non è un mistero per nessuno che abbiamo ancora, pur con l'aumento dei casi, oltre la metà in meno dei casi, per esempio in Gran Bretagna o in Francia, per non parlare di altre nazioni mondiali. Insomma, credo che anche da questo punto di vista il governo Draghi stia agendo bene. Ma da un punto di vista umano, perché al di là dal punto di vista politico e sanitario l'abbiamo detto, però le notizie che arrivano oltre i nostri confini, tu hai fatto l'esempio di Austria, Inghilterra, di Gran Bretagna, potremmo parlare di Francia, di Germania, anche Sudafrica, la variante Omicron che arriva da quella zona, cioè anche a livello, diciamo, mondiale, le notizie che arrivano in Italia, che arrivano dalle parti di Roma, ecco, vi allarmano, oppure teniamo sempre la barra dritta, ben consci che comunque c'è sempre da stare attenti. Assolutamente, io credo che sia un obbligo per tutti, sia istituzioni, sia cittadini, semplici cittadini, chiamiamoli così, anche a me non piace chiamarli semplici cittadini perché siamo tutti quanti semplici cittadini. Beh, insomma, credo che la prudenza sia un obbligo per tutti e quindi le protezioni, i sistemi di protezione devono essere mantenuti ancora, quindi la mascherina qualche volta anche all'aperto. Siamo a ridosso delle vacanze di Natale e quindi credo che si moltiplichino le occasioni di assembramenti anche all'esterno. Quindi insomma io confido nella responsabilità di tutti all'esterno, se siamo senza obbligo della mascherina. Non parliamo poi dei locali all'interno o degli spettacoli, ad esempio. Insomma, quindi responsabilità da parte di tutti è l'unico modo per uscirne, e lo ribadisco ancora una volta. Io penso che per una conclusione
più veloce sia l'obbligo vaccinale sia una strada da seguire. A proposito di sguardo oltre i confini italiani, non possiamo non tener conto del cosiddetto boicottaggio diplomatico per quanto riguarda le Olimpiadi invernali in Cina 2022. Oltre gli Stati Uniti hanno aderito adesso anche proprio recentemente anche la Gran Bretagna, oltre l'Australia. Insomma, questo potrà causare secondo te dei problemi anche di natura diplomatica ovviamente, ma di rapporti proprio politici fra i vari stati con l'Italia di mezzo, perché lo sappiamo che comunque noi abbiamo diciamo contatti imprenditoriali, politici, sociali con i paesi dell'est, con i paesi asiatici, scusa, e con gli Stati Uniti. Ma vedi, io sono un fautore del rispetto dei diritti umani, però non possiamo dimenticare che anche l'ingerenza negli affari di paesi sovrani che non sono il nostro deve essere tenuta nella debita considerazione. Io sono assolutamente d'accordo con la linea seguita dall'Italia e dalla Francia di non boicottare le Olimpiadi cinesi. Noi d'altra parte abbiamo una tradizione da questo punto di vista. Ricordate a tutti che nel 76 andammo a giocare la finale di Coppa Davis che poi vincemmo nelle Cile di Pinochet, il Cile dove mentre l'Italia giocava c'erano ancora migliaia, decine di migliaia di persone chiuse nei campi di concentramenti del dittatore sanguinario fascista che è stato Pinochet, eppure noi giustamente giocammo, ricordo che la finale del doppio Panatta e Bertolucci la giocarono proprio quasi a sfregio con una maglietta rossa che si erano portati in valigia e lo fecero con il consenso di tutti gli italiani. Quindi insomma una cosa è lo sport, una cosa è la politica, anche se non dobbiamo dimenticare un altro aspetto che molto spesso lo sport è stato utilizzato da governi dittatoriali per il consenso. Ricordo ancora, ad esempio, sempre nel 78 i mondiali di calcio in Argentina che Argentina. fecero un po' da cassa di risonanza alle malefatte della giunta militare fascista argentina. Detto questo, io sono perfettamente d'accordo con la linea del governo Draghi e col governo francese di Macron, anzi sottolineo l'importanza del protocollo sottoscritto dai due paesi. Italia e Francia hanno un ruolo guida in Europa e nel mondo e hanno fatto bene a sottoscrivere quell'accordo. A proposito di diritti umani, non possiamo non sottacere anche le dichiarazioni del Papa subito dopo, insomma, quello che sta avvenendo e recentemente purtroppo, ahimè, con il camion con tanti migranti che partivano proprio dal Sud America, dal Centro America per arrivare fino in Stati Uniti, uccisi in Messico, e poi la questione di Cipro, la questione cipriota, perché lo stesso Papa ha detto che non dobbiamo voltarci dall'altra parte e soprattutto ha dato un segnale forte: 50 migranti che arrivano da zone da molto povere verranno ospitate e portate in Italia a spese proprio della Santa Sede. Ecco, anche in questo senso è una posizione, forse è la prima volta che accade. Ma sì, vedi, io penso che ancora una volta Papa Francesco abbia dimostrato come sia una guida non solo religiosa, ma anche dal punto di vista del rispetto della tutela dei diritti umani in tutto il mondo. Papa Francesco ha visitato anche gli hub degli emigrati nell'isola di Lesbo, quindi insomma devo dire che è stata una cosa importantissima. Perché questo? Perché Papa Francesco ha detto due cose molto importanti. Quella che tu hai sottolineato, non possiamo voltare lo sguardo dall'altra parte, dobbiamo guardare negli occhi gli immigrati, i clandestini, coloro che muoiono sulle spiagge, nei barconi, coloro che muoiono ad esempio nella cosiddetta via balcanica, all'interno di camion, all'interno di mezzi di fortuna. Questo l'ha detto con molta chiarezza, ma ha detto anche un'altra cosa che penso che sia anche politicamente rilevante. Ha detto che il vero problema di questo fenomeno chiedo scusa, delle migrazioni sono i nazionalismi e i sovranismi.
Questo è il vero problema dei nostri paesi occidentali e non solo, i nazionalismi e i sovranismi. E finalmente la voce autorevole di Papa Francesco lo ha detto con molta chiarezza. Quindi io direi che è importante da questo punto di vista abbandonare gli egoismi di parte, gli egoismi che sono alle spalle e dietro, dentro i nazionalismi e i sovranismi, e avere una visione più solidale, ma soprattutto più mondialista. Questa è la vera strada che bisogna seguire. E a questo proposito, riallacciandomi a quello che dicevi tu poco fa, vale a dire dell'accordo fra Italia e Francia, l'Italia fa bene ad avere questo sguardo terzomondista e multilaterale. Non possiamo assolutamente restringere il nostro campo d'azione in politica estera a un atlantismo che pure è una componente importante della nostra politica, ma dobbiamo rivolgere lo sguardo a un terzo mondo che sta avendo problemi gravissimi e a un multilateralismo che deve essere il nostro filo conduttore, filo d'Arianna nella nostra politica estera, e per fortuna questo governo lo sta facendo. Andrea, per concludere, torniamo un pochettino alle cose un pochettino più di casa nostra. Il Partito Democratico, che doveva avviarsi a un congresso regionale per eleggere il sostituto in Sardegna di Emanuele Cani, ricordiamo segretario regionale del partito uscente, segretario uscente del Partito Democratico in Sardegna, di fatto al momento diciamo non si è avuta una fumata bianca né sulle primarie, quindi con due nomi magari sul campo, né con uno solo unitario, che era un po' forse l'auspicio di Enrico Letta. Al momento c'è una fase che porterà al congresso regionale di commissariamento. Ecco, è una mezza sconfitta del PD sardo oppure poteva starci? Ma può starci assolutamente, non è una sconfitta del PD sardo perché altri partiti democratici a livello regionale hanno scelto questa strada una volta che non si è riusciti a trovare una sintesi tra le diverse anime. Ricordo a tutti che il Partito Democratico nasce come partito, come partito composito, come l'unione di due anime importanti, quella cattolico-liberale e quella socialista-progressista. Quindi insomma è un partito plurale già nel suo nome e nella sua essenza. Detto questo, non si è riusciti a trovare un candidato comune, va bene, andiamo avanti. Io personalmente non ho firmato nessuna delle tre mozioni che sono in campo, senza assolutamente avere dei pregiudizi nei confronti di nessuno. Apprezzo tutti e tre i documenti, apprezzo i compagni e gli amici che hanno firmato e ispirato quei tre documenti, ma io sono nel Partito Democratico da troppo poco tempo per poter avere la presunzione di dire la mia sulle dinamiche di un partito che esiste da 20 anni, con delle anime che invece sono addirittura centenarie. Quindi insomma non sto a dire questo o quello o quell'altro. Mi limito a dire che il Partito Democratico ha un futuro molto molto importante. È un Partito Democratico che attualmente, lo sottolineo ancora una volta perché se ne parla poco. I sondaggi che sono stati sbandierati per 3 anni per valutare, per esaltare queste e quelle performance di partiti del centrodestra, da 3 mesi segnalano il Partito Democratico come primo partito in Italia. È un partito che ha attualmente, secondo tutti i sondaggi, 1,5 punti, quasi 2 punti in più rispetto ai Fratelli d'Italia e quasi 3,5 punti rispetto alla Lega. Insomma, è un partito democratico in netta crescita sotto la guida di Enrico Letta, quindi insomma non credo che questo possa avere in qualche modo dei contraccolpi sulla vita del Partito Democratico in Sardegna. È stato nominato un commissario di cui io ho piena fiducia, Enrico Borghi, un collega deputato che gode della mia massima stima e che ho avuto modo di incontrare a Roma nei giorni scorsi. Abbiamo parlato molto di Partito Democratico, soprattutto di Partito Democratico sardo. E c'è chi, soprattutto sui social, ha detto che poteva essere nominato un commissario sardo. No, io sono perfettamente d'accordo con la scelta di Letta. Doveva essere nominato un commissario assolutamente al di fuori delle logiche e dei dinamismi e delle dinamiche del Partito Democratico sardo. Quindi benissimo ha fatto Enrico Letta. Detto questo, io mi auguro e auspico che possa essere eletto un segretario unitario, anzi lavoriamo tutti quanti per questa soluzione. Ti dirò di più, mi auguro che possa essere eletto un segretario donna. Ci sono dei nomi in campo, tra i quali la mia
collega bravissima, della quale ho molta considerazione, che si chiama Romina Mura, una mia collega deputata. Quindi insomma penso veramente che sia venuto il momento per una guida del Partito Democratico Sardo, per una donna, e avanzo ancora mi porto ancora un po' più avanti, è venuto il momento per una donna alla guida della regione sarda. Perfetto Andrea, ovviamente ci ritroveremo assieme tra un mesetto a vedere un po' il punto della situazione, cosa accadrà in fase, diciamo così, pre-vacanze natalizie e poi post. Tanti auguri ovviamente di buone feste e ci rivediamo presto. Ancora grazie Benissimo. e buona serata. Grazie Fabrizio, auguri a te, auguri a tutti coloro che ci hanno ascoltato e visto in questa trasmissione. Grazie e buon Natale. Grazie, tanti auguri a tutti, ovviamente da parte mia e da parte di Andrea. Ci vediamo al prossimo appuntamento sempre, Effetto Serra, il talk show su social.